Dal virtuale al reale, il mondo digitale arriva in prima persona agli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia. Con il progetto Visite didattiche al data center in sì e le focus su cyber security, ragazze e ragazzi delle classi terze e quarte potranno entrare in un centro tecnologico avanzato e confrontarsi con le realtà delle infrastrutture digitali regionali. Da ottobre 2025 ad aprile 2026 circa 20 mezze giornate offriranno ai gruppi di 20 e 22 studenti l'occasione di esplorare le sale server, conoscere i sistemi che supportano i servizi digitali delle regione e approfondire i temi della sicurezza informatica. Non si tratta solo di visitare macchine e cavi, l'esperienza punta a far capire quanto la cyber security sia ormai parte integrante della vita quotidiana e del lavoro. Per le classi terze la visita rappresenta un primo approccio all'orientamento scientifico e tecnologico, mentre per le quarte diventa un momento per riflettere sulle scelte universitarie o professionali. È un percorso di avvicinamento e di conoscenza di quello che riteniamo e sappiamo essere il settore strategico su cui si giocherà. Vuoi la sicurezza di tutto il nostro sistema di comunicazione, vuoi l'evoluzione e l'attrattività di tutto il nostro sistema regionale, connettendolo in maniera importante con altri percorsi formativi di aggiornamento che partono ovviamente dai lavoratori e dalle imprese e proseguono, ma come base forte su cui noi investiamo, dal nostro sistema delle scuole secondarie di secondo grado, il sistema ITS e la fortissima collaborazione delle due università, vuoi con i collegamenti quantistici, dapprima riservati ovviamente alle reti universitarie e poi ampliati a tutto il nostro sistema di infrastrutture e strutture sensibili, a cominciare dal porto di Trieste per arrivare a tutto il nostro sistema logistico di porti e autoporti. Oggi abbiamo bisogno nei prossimi anni di almeno 900.000 nuove persone che lavorino nel mondo digitale, se no le nostre aziende andranno in flop, cioè non si potranno muovere, perché le nostre aziende hanno bisogno di queste persone. E quindi fare questo passo di avvicinamento al mondo digitale è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di renderli consapevoli della nuova criminalità digitale. Le scuole interessate hanno tempo fino al 22 settembre per aderire, secondo le indicazioni dell'ufficio scolastico regionale. Il calendario delle visite sarà definito da INSIEL in base alle adesioni. L'obiettivo è chiaro: trasformare una visita in un'esperienza che unisce orientamento, formazione e cittadinanza digitale, avvicinando i giovani a un mondo in continua evoluzione e alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è quello di fornire anche un orientamento ai ragazzi per quando sarà il momento di scegliere la propria carriera, il proprio futuro, e far capire loro che l'ipotesi del digitale è un'ipotesi seria, è un'ipotesi che, se ovviamente presa col dovuto entusiasmo, dà anche molta soddisfazione. Noi abbiamo bisogno.